Buongiorno, bentrovate e bentrovati, prima edizione di questo sabato 29 giugno, siamo ormai giunti al termine di questo mese, tante le notizie dal territorio, come sempre staremo insieme fino alle 13:30, andremo a Venezia dal villaggio della Coldiretti dove sono attesi questa mattina i ministri, alcuni sono già arrivati, andremo lì con il nostro Filippo Fois e poi a Bassano dove il meteo, il maltempo degli scorsi giorni sta provocando pesanti danni su una via ciclopedonale, quindi limitando il turismo a un ristorante, pesanti anche qui i danni economici. E poi a Padova con una marcia antifascista e non mancherà in chiusura di puntata allo sport, parleremo di basket inclusivo, ma vedo già collegato dal villaggio Coldiretti Filippo Fois con Alberto Pivetta. Filippo, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Prendiamo la linea dall'Arsenale di Venezia, il villaggio della Coldiretti, il villaggio degli agricoltori, una realtà da diversi giorni a Venezia, si trova in riva a Sette Martiri e vicino ai giardini napoleonici, quindi piuttosto a ridosso dell'esposizione d'arte contemporanea della Biennale. Qui ci troviamo all'Arsenale per uno degli eventi principali per quello che riguarda questo appuntamento con l'Associazione degli Agricoltori. È arrivato il ministro Lollobrigida, si sta tenendo un convegno appunto sullo stato dell'arte della nostra agricoltura. Tra poco arriverà anche il ministro e vice premier Tajani. Oggi però è anche una giornata di lutto che unisce Venezia e Chioggia, tristemente per la scomparsa di Marco Salvagni, un giovane di 21 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio mentre lavorava al cantiere Boscolo Bielo a Santa Marta a Venezia. Il giovane, secondo quella che è stata la ricostruzione, ha urtato per sbaglio di proposito una lastra di vetro recidendosi l'arteria femorale. I soccorsi sono stati pressoché immediati, ma la perdita di sangue è stata particolarmente copiosa. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Venezia dove è spirato. Oggi il cordoglio sia da parte del sindaco di Chioggia, il giovane era originario di Chioggia, che da parte della ditta per la quale lavorava è unanime. Purtroppo dobbiamo piangere un'altra morte che si è verificata sul posto di lavoro. La Coldiretti oggi è impegnata in questo seminario molto importante di cui parlavamo, soprattutto per tracciare quelli che saranno le nuove sfide di questo settore importantissimo per l'economia nazionale, per l'economia del Veneto, e le sfide sono sostanzialmente tre. La prima è la difesa del Made in Italy, la difesa dei nostri prodotti tipici dalla campagna sempre più aggressiva che è stata denunciata anche oggi dalle multinazionali e di prodotti industriali che poco hanno a che vedere con quello che compone la nostra filiera. Il secondo sono i cambiamenti climatici, noi intanto ci avviciniamo anche così vi faccio vedere dove siamo. I cambiamenti climatici che purtroppo hanno colpito anche il Veneto con un maltempo che sempre più frequentemente mette a rischio i raccolti, e il terzo è il cambio generazionale e i problemi demografici del nostro paese che creano problemi anche a questo settore. Eccoci qua, siamo entrati dentro, poi naturalmente si parla anche di politica, se ne è parlato con il ministro Lollobrigida sulle ultime polemiche che hanno travolto il suo partito. Saprete che alcuni militanti di Fratelli d'Italia, dell'ala giovanile del partito, sono stati ripresi mentre utilizzavano delle espressioni che inneggiavano al nazismo e all'antisemitismo, e noi di questo abbiamo parlato col ministro Lollobrigida, anche di questo, per cui lo ascoltiamo e poi la linea torna allo studio. Non è questione della singola polemica, è tutta una polemica. Noi pensiamo che una democrazia compiuta metta a confronto idee, programmi, soluzioni. Quando qualcuno ha l'unico modo per rendersi visibile di urlare durante il G7, durante le trattative europee, durante qualsiasi approccio anche di consesso internazionale, vede lo stile per esempio di Fratelli d'Italia anche quando era all'opposizione, era quello di sospendere ogni atto di ostilità quando i Presidenti del Consiglio andavano all'estero, perché noi dobbiamo dare, come fanno la maggior parte delle altre nazioni, l'idea che dentro i confini italiani
ci confrontiamo portando le magliette della propria squadra, ma quando usciamo mettiamo la maglia azzurra. Noi questo siamo capaci di farlo, altri invece preferiscono rivolgersi allo straniero per tentare di conculcare la libertà degli italiani e magari trovare il modo di tornare, come hanno fatto spesso al governo, senza il consenso degli italiani. Questo è già successo e non si ripeterà. E noi torneremo a parlare di questo argomento tra poco, intanto continuiamo con la cronaca perché ci sono delle foto 52 fatte da Filippo Turetta e degli audio, dei messaggi che la ragazza Giulia Cecchettin aveva inviato al suo ex, in cui diceva: sei uno psicopatico, mi fai paura, al servizio di Valentina Visentin. Giulia mentre prova un cappottino a quadretti, Giulia assorta sulle scale mobili, Giulia al tavolo del fast food. Le ultime ore di Giulia Cecchettin in 52 scatti compulsivi fatti dal suo killer Filippo Turetta, che in maniera quasi avida di particolari immortala il pomeriggio dell'11 novembre trascorso al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. Le foto sono state divulgate dalla trasmissione Pomeriggio 5 News di Mediaset in onda su Canale 5. Le foto sono state estrapolate dal cellulare del 22enne di Torreglia, che è in carcere a Verona per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà della giovane laureanda di ingegneria. Mentre Filippo è sempre sorridente, quasi un ghigno ostentato il suo, Giulia ha un volto più pacato, forse stanco per quegli ultimi giorni di studio prima della laurea o semplicemente forse stanca per quelle foto continue, ma di sicuro ignara del tragico destino che si stava per consumare. Sono le sue ultime ore, si vede la prova di alcuni vestiti, il cellulare in mano forse per mandare l'ultimo SMS alla sorella Elena. Si vede una ragazza che aveva tutta una vita davanti, una dolcezza infinita, strappata da un suo coetaneo che per giorni forse aveva studiato come immobilizzarla e che poi l'ha uccisa barbaramente e gettata in un canalone, dandosi poi alla fuga. Oltre alle foto, per ricostruire gli ultimi giorni di Giulia ci sono anche gli audio dei messaggi che la giovane aveva mandato di recente a Filippo Turetta. È un meccanismo di controllo malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, sei uno psicopatico. Le trascrizioni sono state rese note dalla trasmissione Quarto Grado su Rete 4. Nelle parole di Giulia, la paura per gli atteggiamenti del suo ex. Non ti rendi conto, mi controlli continuamente, mi controlli. Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che te lo dicessi. Guardi, ciò che faccio, ci sono cose che voglio tenermi per me perché mi spaventa quello che potresti fare. Parole che dopo quanto è accaduto sembrano una premonizione. Tragedia nell'isola di Madeira in Portogallo. Un'onda anomala ha travolto e ucciso una psichiatra di 28 anni che viveva a Padova. Amava viaggiare e conoscere posti nuovi ed è morta durante una vacanza insieme alla sua famiglia. Margherita Salvucci, 28 anni, psichiatra originaria delle Marche ma padovana d'adozione, è morta giovedì 27 giugno in Portogallo, travolta da un'onda anomala mentre era con i genitori e la sorella sull'isola di Madeira. La giovane stava facendo il bagno in una delle piscine naturali caratteristiche della costa, circondata da rocce, quando all'improvviso si sono formate delle onde anomale. Mentre la sorella è riuscita a mettersi in salvo, Margherita è stata trascinata e risucchiata dalla forza del mare. I soccorsi hanno raggiunto la ragazza e hanno tentato di praticarle un massaggio cardiaco, ma è morta in ospedale. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della madre che stava scattando delle foto alle sue figlie. Margherita Salvucci era nata a Iesi nelle Marche ma si era trasferita a Padova per studiare. Nel 2021 aveva conseguito la laurea in medicina, poi la specialistica in psichiatria e la decisione di rimanere nella città del Santo per il suo percorso di dottorato nel reparto dell'azienda ospedaliera di Padova. Rapina una donna a pochi passi dalla stazione di Padova, rimaniamo infatti in città, e poi aggredisce i poliziotti. Arrestato un 26enne nigeriano, avviate le pratiche di espulsione e richiesto un daspo di 5 anni dalla città. Ha rapinato una donna in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti. L'aggressione a pochi passi dalla stazione di Padova ieri nel tardo pomeriggio. Le volanti della questura impegnate in un controllo del territorio hanno notato una giovane donna con il volto sanguinante e molto agitata che chiedeva aiuto sbracciandosi. Agli agenti ha raccontato che pochi secondi prima era stata rapinata da uno straniero che si era allontanato in monopattino. La donna voleva acquistare del metadone ma lo straniero gli ha strappato di mano i soldi e gli ha sferrato un pugno in faccia. I poliziotti, grazie alla descrizione precisa fatta dalla vittima, hanno rintracciato in via Foscolo un 26enne nigeriano che ha tentato di opporre resistenza aggredendo gli agenti. Lo straniero è stato bloccato, in tasca aveva i 20 euro frutto della rapina e una dose di marijuana. Il 26enne nigeriano è stato arrestato e portato in questura. È irregolare, così il questore ha disposto il trasferimento in un centro per il rimpatrio. È stata disposta anche la misura di daspo urbano della durata di 5 anni.
E si è svolta ieri mattina l'autopsia sul corpo di Shinpei Tominaga guidata dal medico legale Carlo Moreschi ed è arrivata la conferma: l'imprenditore giapponese è morto per le fratture craniche dovute alla caduta dopo il pugno. Shinpei Tominaga è morto a causa delle fratture craniche rimediate dopo la caduta a terra nella colluttazione avvenuta sabato notte alle 3:25 circa con il gruppo di 3 ragazzi del Trevigiano: Samuele Battistella, Abdallah Juama e Daniele Wedam. Poco sarebbe cambiato ai fini del reato di cui dovranno rispondere i ragazzi accusati: omicidio preterintenzionale per Samuele Battistella, rissa aggravata per gli altri 2, anche se, come ci ha spiegato l'avvocato difensore di Battistella e di Wedam, anche lo stesso Wedam e Juama potrebbero essere chiamati a rispondere dello stesso reato del suo assistito per concorso morale. Il minimo della pena per l'omicidio preterintenzionale è di 10 anni di reclusione. Ora toccherà al pubblico ministero fare il suo percorso nel processo, senza dimenticare che gli stessi ragazzi il 2 luglio saranno a loro volta a processo per l'aggressione ad Harit Singh, barista di Conegliano aggredito nel 2022, anche se lo stesso Maccarone, designato dalla famiglia da poco, chiederà un rinvio per studiare anche qui bene le carte. Tornando alla vicenda legata alla morte di Tominaga, Samuele Battistella ha confermato di voler restare in carcere per non dare peso alla famiglia stando ai domiciliari e attende l'evoluzione degli eventi, mentre non solo la famiglia dell'imprenditore nipponico ma tutta Udine piange per questa morte prematura e assurda. Altre e forse anche definitive verità le diranno i video che confermeranno la ricostruzione dei fatti, arricchita dal particolare dell'applauso ironico di Petrov, che pare non poter avere valenza legale dopo che i ragazzi del Trevigiano erano stati in un primo momento convinti a desistere dal pestaggio da uno degli amici in compagnia di Tominaga. Da lì la seconda carica, costata cara a Shinpei, colpito all'altezza della tempia dal pugno di Battistella, è caduto a terra in maniera violenta, tanto da riportare gravi lesioni. Questa quindi la causa della morte, come stabilito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi. Il medico legale ha sancito questo dopo un'autopsia iniziata nella mattinata del 28 giugno e durata 2 ore e che ha confermato la versione originale dei fatti senza particolari stravolgimenti. Ora la famiglia Tominaga riavrà la salma di Shinpei per celebrare nel migliore dei modi l'ultimo saluto al suo caro, mentre sul fronte processuale comincerà il lungo e tortuoso percorso per gli accusati, con una sola volontà per tutti: giustizia per Tominaga. E l'avvocato difensore del ventenne non esclude di richiedere il rito abbreviato per il giovane, che in carcere continua a dire: vorrei riportare indietro le lancette dell'orologio, pagherò per quello che ho fatto, e chiede sempre notizie dei familiari del 57enne deceduto. Insieme ai ragazzi farò presente, se ci sono la possibilità di riti alternativi, anzi c'è la possibilità, se è conveniente o meno, andare in un rito alternativo. Potrebbe puntare al rito abbreviato la difesa di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave, che sabato sera ha sferrato il colpo al volto di Shinpei Tominaga, provocandone la caduta che risulterà essere fatale. Un colpo al volto sferrato da un ragazzo senza precedenti nel casello giudiziario, ma non nuovo ad aggressioni di questo tipo. Avrebbe dovuto comparire il prossimo 2 luglio davanti al giudice per una rapina di cui si era reso protagonista nel 2022 a Conegliano ai danni di un barista indiano. L'avvocato Tito Maccarone è intenzionato a chiedere il rinvio. Cercherò di chiedere gentilmente un rinvio al tribunale per potermi studiare e preparare una difesa adeguata. L'esito dell'autopsia e le immagini delle telecamere della zona già acquisite e il racconto di quegli attimi serviranno per completare il quadro istruttorio. Una volta che avremo questi due importantissimi elementi, a quel punto si valuterà. Per Daniele Wedam, l'amico con lui quella sera insieme ad Abdallah Jumaa, assistito sempre dall'avvocato Maccarone, potrebbe profilarsi il concorso in omicidio. La possibilità c'è, la procura potrebbe teoricamente contestarlo. Ecco, penso che su questo la difesa dovrà fare un lavoro adeguato. 2 ore e mezza di colloquio. Ieri in carcere Samuele Battistella è dipinto come un ragazzo impaurito e sotto shock. Nessuno mi ha chiesto quanto tempo dovranno stare in carcere, che cosa rischiano. Nessuno dei due mi ha chiesto una cosa simile. Da subito ha avuto soltanto domande chiedendomi appunto della povera vittima, chi era, perché era Udine, che cosa faceva, e della sua famiglia. A breve l'avvocato incontrerà anche la famiglia di Battistella. Troppo presto per i 2 ragazzi pensare di raggiungere invece quella di Tominaga con una lettera. Mi ha detto: se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è consapevole che questo non può
non può avvenire, e anche se non me l'ha detto esplicitamente, se verrà condannato, devo dire il se ovviamente, in quanto ancora tutte le carte non sono sul tavolo, diciamo in questa maniera, pagherà. Ci spostiamo nel Vicentino, dove c'è stato questa notte un incidente frontale tra due auto, a morire un 62enne grave, una ragazza di 25 anni, lo schianto in via Vicenza a San Vito di Leguzzano. La vittima è di Malo, come vediamo dal giornale di Vicenza. Un uomo di 62 anni è morto, mentre appunto questa ragazza giovanissima, 25 anni, è rimasta gravemente ferita. Al volante il 62enne di una Fiat Punto stava percorrendo via Vicenza con direzione Malo, quando all'altezza del Civico 1, per causa in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Citroen guidata da una ragazza di 25 anni. E qui vediamo le immagini delle auto distrutte. Noi andiamo a Padova, dove questa mattina c'è stata una manifestazione antifascista che ha riunito partiti e movimenti di sinistra per rispondere al corteo organizzato dalla destra lo scorso 17 giugno, sempre in città. Ma hanno presieduto alla manifestazione Valentina Visentin e Cristian Roque Allende. Vediamo cosa hanno raccolto. Buongiorno da Padova, alle mie spalle vedete la manifestazione antifascista organizzata per oggi in città. Alta l'adesione, tantissime persone e tantissime organizzazioni che hanno aderito a questa iniziativa nata per volontà di coalizione civica dopo la manifestazione, il corteo di estrema destra che ha sfilato qui in città lo scorso 17 giugno in occasione della commemorazione della morte di Mazzola e Giralucci. Una manifestazione per ribadire lo spirito antifascista di Padova, anche alla luce di un video che è uscito nei giorni scorsi che immortalava un altro raduno di estrema destra avvenuto nei colli padovani. Qui con me c'è Chiara Gallani, consigliera comunale di Coalizione Civica. Perché questa manifestazione? Perché il 17 giugno scorso queste strade sono state percorse da una manifestazione nera, un corteo nero silenzioso che ha abbassato le telecamere dei giornalisti, ha intimato di non raccontare niente, ha detto l'ordine pubblico lo facciamo noi. Ecco, noi crediamo che invece questo, come in passato come oggi, sia il momento in cui ricordare da dove veniamo, ricordare che veniamo da una scelta di parte, dalla resistenza che ha dato la democrazia a tutti noi, il motivo per cui possiamo essere qui e vivere liberamente. Lo facciamo qui sotto in via Santa Lucia, dove il 17 agosto del 1944 sono stati impiccati dei partigiani, e ogni giorno dà occasione per rifare la storia, ricordarci come sono iniziate le cose, dove sono arrivate. Possono prendere forme diverse, momenti diversi, ma è proprio quando si va a togliere la libertà, a reprimere la stampa, a pretendere di fare ordine pubblico da parte di associazioni neofasciste, che dobbiamo ricordarci invece quanto è importante essere coesi, esserci, continuare a ribadire la nostra Repubblica antifascista. E l'abbiamo visto appunto anche ieri, addirittura delle inchieste giornalistiche sono state definite metodi di regime, quindi questo è il livello a cui siamo arrivati, questa è la retorica che sta passando, e invece in questo modo noi rispondiamo, noi ci siamo con una piazza piena che parla dei valori della nostra vita. Tante le organizzazioni a cui hanno aderito, anche il Partito Democratico, diverse sigle sindacali. Qui con me c'è anche Aldo Marturano, segretario della CGIL di Padova. Quello che volete denunciare secondo voi è anche un silenzio delle istituzioni, come abbiamo sentito anche da parte della consigliera Chiara Gallani? Sì, è importante e fondamentale esserci, perché essere assenti su questi temi vuol dire in qualche modo dargli il via libera, e questo non va assolutamente bene. È un crescendo continuo, è un crescendo che abbiamo visto a Padova appunto con il corteo del 17 giugno, che abbiamo visto con quello che è successo ai Colli, al Parco delle Fiorine, ma che abbiamo visto che succedere all'interno del partito della Premier Meloni con i giovani che, voglio dire, l'inchiesta di Fanpage lo dimostra in maniera molto incisiva, sdoganano una cultura fascista che noi speravamo davvero di esserci lasciati alle spalle. Non
a me personalmente non convince quando si dice che quel fascismo, che Mussolini è stato altro e non può ritornare, perché esattamente i presupposti sono quelli che vediamo. E allora bisogna ricordare appunto che per sconfiggere quel orrendo fenomeno che è stato il fascismo, per superare poi ciò che il fascismo ha causato, cioè i disastri della guerra, noi c'è stato chi ha combattuto, c'è stato chi ci ha rimesso la vita, e appunto siamo qui perché è un luogo simbolo, ma soprattutto i nostri padri fondatori hanno risposto con una Costituzione che è ancora centrale, che è ancora in vigore, che è profondamente antifascista e a cui bisogna ridare vitalità e ritrovarsi appunto tutti insieme attorno a tutela e difesa per combattere questa cultura che avanza. E queste dunque le immagini, come potete vedere, tanta e alta la partecipazione anche da parte dei cittadini. Grazie per questo contributo ai colleghi di Padova, e appunto da Padova a Treviso, dove si riaccende lo scontro politico su Mussolini. Il Consiglio Comunale decreta la cittadinanza onoraria a Matteotti, ma non revoca quella al Duce. Il PD attacca ennesima occasione persa alla Lega, richiesta anacronistica. Sentiamo. Noi riteniamo che questo atto che dato dalla nostra città fosse un atto che appunto sia incompatibile assolutamente con la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti. Abbiamo proposto questa mozione e speravamo sinceramente che da parte della maggioranza si potesse trovare l'unanimità. Mussolini resta cittadino onorario di Treviso. Non passa la mozione presentata al Consiglio Comunale dalla minoranza, che già da tempo chiede venga revocata la cittadinanza onoraria al Duce, mentre è stata votata all'unanimità quella a Giacomo Matteotti a 100 anni esatti dalla sua uccisione per mano fascista. Come risale proprio al 1924 il conferimento di cittadino onorario a Mussolini. Abbiamo perso un'occasione, bastava poco, bastava votare tutti insieme e senza rivangare il passato. L'occasione persa non è nel 2024, l'occasione persa è nei 5 anni dove hanno governato e potevano tranquillamente revocarla senza grandi problemi. E se la minoranza parla di un'occasione persa, ora a Treviso, città medaglia d'oro al valor militare per il ruolo svolto durante la Resistenza, la realtà delle due cittadinanze stride, ma la maggioranza le difende parlando di fatto storico. Sono due aspetti completamente diversi. Oggi noi abbiamo voluto dimostrare che la libertà Treviso è grata a chi ha dato la vita per la libertà. Per quanto riguarda Mussolini è un fatto storico e tale deve rimanere. Anche a memoria futura è inutile cancellare simboli, stemmi, perché altrimenti mi verrebbe da fare una battuta: diamo la cittadinanza a Mussolini, però dovremo per ragion veduta cominciare ad abbattere le opere fatte in quel periodo. Da oggi noi ritenevamo che fosse importante e incompatibile la presenza di Mussolini e di Giacomo Matteotti come cittadini onorari della città. Purtroppo questo non è stato condiviso e noi lo riteniamo assolutamente sbagliato. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia è già arrivato al Sacrario militare, Sacrario di Nervesa. Come vediamo dalle immagini, il principe ha fatto visita in mattinata al Sacrario, dove domenica 30 verrà inaugurato un monumento al milite ignoto. L'iniziativa è organizzata dalla delegazione di Treviso dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ma non sono mancate nelle scorse ore le polemiche. Infatti a Nervesa si sono alzati i toni per la presenza appunto di uno dei nipoti di Casa Savoia alla cerimonia per l'inaugurazione di questo monumento ai caduti all'interno del Sacrario militare sul Montello. Per le minoranze un rigurgito monarchico, per gli organizzatori solo ignoranti polemiche. Vediamo il servizio. Sta già sollevando un mare di polemiche la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, uno dei nipoti dell'ultimo re d'Italia, all'inaugurazione di domenica prossima del monumento al milite ignoto all'interno del Sacrario militare di Nervesa della Battaglia.
Le minoranze in Consiglio Comunale contestano il patrocinio concesso dal sindaco Mara Fontebasso alla cerimonia organizzata dai monarchici della delegazione di Treviso dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Pantheon. Ed è su questa presunta nostalgia monarchica che si poggiano le polemiche delle minoranze che uniscono in questo caso la Lega con le sinistre. Ed è proprio su questo punto che replica l'organizzatore. Il Comune non è organizzatore, ha dato il patrocinio all'inaugurazione di un monumento al Sacrario. Per quanto riguarda le polemiche che riguardano l'invitato, diciamo, d'onore, che è Emanuele Filiberto di Savoia, noi siamo contenti della sua presenza perché porta lustro al paese e perché è un membro della nostra associazione d'Arma, che sono le Guardie d'Onore, e di conseguenza pensiamo che non ci debba essere una polemica su una presenza di una persona che comunque non può pagare colpe eventuali di padri, nonni, bisnonni, eccetera. Poi Trentin diventa ancora più polemico, tirando in ballo la storia e il legame tra Casa Savoia e gli onori ai soldati italiani. Il legame è altissimo, se non indissolubile direi, poiché il monumento più importante per Casa Savoia è il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, che noi conosciamo come altare della patria, dove Vittorio Emanuele III ha voluto, alla conclusione della Grande Guerra, tumulare il Milite Ignoto per dargli la più alta celebrazione che potesse avere a livello nazionale, quindi dedicando al Milite Ignoto lo stesso monumento dedicato al padre della patria. E infine Trentin rimarca la mancanza di cultura storica dell'ex governo di Nervesa a guida leghista. Ex amministrazione che per 20 anni ha dato alla cultura il peso di un consigliere comunale, quando ora il sindaco ha dato il peso di un assessore. Questo fa capire lo spessore di queste persone che alla cultura non ha mai interessato nulla. Ma il tempo degli scorsi giorni ha creato pesanti disagi anche al turismo. C'è a Bassano del Grappa per noi Mirko Cavallin che ci racconta una storia particolare in compagnia di un ristoratore, vedo. Mirko, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. In realtà il maltempo non è quello di questi giorni, ma addirittura il maltempo di gennaio. 24 gennaio una frana ostruisce una pista ciclabile, la ciclabile del Brenta, che unisce il Trentino a Bassano, poi a Padova e a Venezia, a nord va verso Monaco. In quei giorni una frana aveva ostruito anche la strada statale 47 Valsugana. La strada è stata riaperta in gran parte, la ciclabile non ancora. Roberto Astuni, gestore del Bike Hotel qui alla Corte a Bassano del Grappa, insomma segnala lui e altri operatori del commercio il disagio che questo vi comporta. Certo, è assolutamente così. Noi quel fatidico 24 gennaio, è vero che in quel periodo non c'erano molte attività cicloturistiche, diciamo, però è cominciata la nostra passione, si può dire così, perché dopo 5 mesi la ciclabile è ancora chiusa e sta portando dei danni veramente importanti. Il mercato del cicloturismo non riguarda solo gli hotel e i ristoranti, ma riguarda tante altre attività. Solo il noleggio bici, ad esempio, che stanno subendo veramente un danno di oltre il 50% rispetto allo scorso anno. Ci sono gelaterie, ho sentito proprio oggi, che su a nord della frana stanno subendo addirittura danni oltre il 70%, un calo del fatturato del 70%, quindi è quantificabile veramente nel 50% rispetto allo scorso anno, e questo è un danno vero. Il problema è nel territorio comunale di Enego, uno dei comuni dell'altopiano di Asiago, un tratto di un paio di chilometri, ma qui non si tratta di dare colpe al comune ovviamente per la frana che è caduta, ma è un problema di territorio più ampio, no? Beh, assolutamente sì, il sindaco di Enego ovviamente non ha nessuna colpa nel ripristino di questo tratto. Qui deve essere il territorio che deve dimostrarsi coeso, infatti l'appello è proprio a tutti i sindaci del territorio, compreso il neoeletto a Bassano del Grappa, che è anche il punto più nevralgico, diciamo, della ciclabile Monaco-Venezia. Quindi assolutamente dovrebbero prendere in mano insieme la situazione e vedere come risolverla. Un altro aspetto importante è che, ad esempio, le ferrovie dello Stato non garantiscono l'accesso alle bici se non a solo 2 bici. Quindi se uno volesse salire in treno qui a sud della frana e scendere a nord della frana, potrebbero farlo solo 2 persone ogni tratta, e anche questa è una cosa che andrebbe comunque risolta.
Quindi il vostro appello non è solo a un'istituzione ma a una rete complessa? Assolutamente sì, e qui come sempre l'appello è proprio alla politica che dimostri veramente di essere coesa indipendentemente dalla bandiera che ognuno ha, però che si dimostrino di fare qualcosa veramente di importante per il territorio, perché ripeto, il calo oggi del mercato cicloturistico siamo veramente sotto il 50%. Grazie allora a Roberto Astuni e grazie a Renzo Rigon per la parte tecnica. Da Bassano del Grappa è tutto, a te la linea. I nostri colleghi di Bassano hanno raccolto le voci delle persone per capire come si trovano a fare i conti con questo meteo pazzo. È uno degli accessori dell'estate e oggi in centro a Bassano, giornata di mercato, in Piazza Libertà abbiamo trovato tante persone che si sventolavano. Oggi non è caldissimo, intorno ai 28 gradi, ma l'impatto si sente dopo tanto fresco. Ecco le opinioni che abbiamo raccolto. Vedo che è accaldato, si è passati dal quasi freddo all'estate pazza. Come la sta vivendo? È il primo giorno in cui patisco questo caldo qua, la vivrò in modo come tutti gli altri. Si soffre. Di solito come cerca di arginare il caldo? Muovendomi il meno possibile, nel possibile sempre. Da morire, stiamo soffrendo. Come ci si aiuta per soffrire meno? Basta bere, ci aiuti a bere e stare tranquilli, rilassati. Cercare e di non avere persone che ti fanno arrabbiare soprattutto. E così dobbiamo accettare tutto, quando fa freddo, fa caldo e la vita è così purtroppo. Speriamo che vada sempre bene. Tra noi due soffre di più lui, sicuramente. Però insomma dai, questa mattina è un po' ventilato, dunque un po' si riesce a fare un giretto ancora per qualche ora. Forse questo è il primo vero giorno d'estate dopo tanto fresco. Sì, dopo tanta pioggia soprattutto. tanta pioggia, adesso ci godiamo qualche giorno di sole, dai, è un po' ventilato, si sta anche bene. Ci deve essere l'estate, no? Poi con tutta sta pioggia, con tutto sto freddo, cioè io sono strafelice, adesso me la godo. Infatti mi fanno arrabbiare le persone che si lamentano adesso. Oh, che caldo, prima quanta pioggia, adesso che caldo, non siamo mai felici ragazzi? Luglio, agosto, godiamoci l'estate, no? Poi tanto l'inverno torna. Un po' di caldo ci vuole, anche se fa troppo caldo, però va bene così, dai. E come si sopporta il caldo, come si affronta? Beh, si affronta nelle ore più calde, si sta dentro casa e poi si esce il mattino verso sera. Ecco, tutto qua. Lei è uno che soffre il caldo? Molto. Io sto bene solo d'inverno, perciò sono rovinato. Sì, ma è appena tornato dal mare però. Soffre il caldo però è tornato dal mare, dunque va bene, comunque dai, va bene così. Acqua fresca, frutta? Frutta, acqua fresca. Solo frutta, acqua fresca, aria condizionata e basta così. Chiusi in casa, blindati. Ci vediamo a ottobre. Volentieri. Arrivano le prime dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni al villaggio Coldiretti. Questa è quella rilasciata dal sindaco Brugnaro. Benvenuta a Coldiretti a Venezia, è la prima volta di una manifestazione così importante in città, un momento di riflessione su quanto sia importante l'agricoltura e l'impegno che gli agricoltori mettono nella filiera agroalimentare, motore del nostro paese. Dunque queste le prime dichiarazioni da Venezia, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 in questo sabato 29 giugno. Il Ministero dell'Istruzione in merito alla vicenda delle studentesse ribelli, torniamo sul caso che hanno fatto scena muta all'esame, sono state promosse, verificheranno se sono stati commessi errori da parte dei commissari. Sarebbero state già avviate infatti tutte le verifiche del caso. Intanto sulla vicenda è intervenuta anche duramente l'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan. Sentiamo. Se la disobbedienza è un valore, sarà la famiglia di quei ragazzi a pensare che questo sia un valore. Per me non lo è. Per me la disobbedienza contro le istituzioni invece è l'inizio di un percorso diverso nella vita. Quello che ti porta ad essere contro le regole, contro le istituzioni, contro le leggi.
Questa disobbedienza va punita, non ha mezzi termini. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, quello adottato dalle ragazze è un comportamento di immaturità. La vicenda, che è diventata ormai un caso nazionale, continua a far discutere. Le studentesse sono state promosse, hanno ottenuto voti finali tra i 71 e i 67 centesimi, una protesta dettata dal voto in greco, secondo loro ingiusto. Così hanno scelto di iniziare quella che hanno definito una battaglia di principio. Hanno letto alla commissione d'esame un testo che spiegava il perché del loro silenzio al colloquio finale. Le studentesse del liceo Foscarini di Venezia stavano pensando di ricorrere al TAR, decisione che avrebbe portato ovviamente ad un provvedimento dei magistrati, ipoteticamente anche sostenere nuovamente la prova sotto accusa. Linda Conchetto, una delle ragazze, ci ha spiegato che lei non farà più nulla. L'obiettivo, dice, lo abbiamo raggiunto, cioè quello di mettere in luce l'ingiustizia che abbiamo subito. Ora penso all'università e a partire, andrò all'estero e mi butterò tutto alle spalle. Per il momento l'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento. Per l'assessore Donazzan qualcosa si sarebbe dovuto fare. Io credo che questo sia stato un atto molto e profondamente sbagliato per tutto ciò che comporta. Queste ragazze troveranno nella vita anche ingiustizie o ingiustizie che loro riterranno tali, anche di non essere valutate secondo quello che loro riterranno essere il merito. Ma le strade allora saranno due: poter cambiare, voler cambiare le cose da dentro nel rispetto delle regole, o voler fare le disobbedienti. I disobbedienti oggi ne abbiamo anche troppi. Un gesto, quello delle studentesse, che ha innescato un dibattito anche a Treviso con pareri discordanti tra loro. Per la maggior parte dei trevigiani però le ragazze avrebbero dovuto cercare un riscatto all'orale e non fare dunque scena muta. Sentiamo le voci. È la prima volta che succede, è diventato un caso nazionale, è successo a Venezia. Posso chiederti cosa ne pensi di questo gesto? Per me è un perdere in partenza, io non l'avrei fatto. Io semmai mi sarei riscattato all'orale e avrei detto avete sbagliato. Che secondo me hanno sbagliato e devono portare a casa il risultato. Quindi avrebbero dovuto magari riscattarsi all'orale? Sì, sa quante di quelle cose succederanno nella vita? In fase adolescenziale comunque si comincia a dire la propria. Non mi dispiace il fatto che i ragazzi dicano anche loro quello come la pensano, piuttosto che subire e accettare tutto, perché no? Ci sono sempre stati periodi di proteste, no? Dei giovanili, perché no? Lei da papà cosa dice? Ma da papà dico che è sicuramente sbagliato, perché insomma la scuola ti mette in gioco e bisogna stare al gioco. Una scelta che hanno fatto sapendo che non sarebbero comunque state bocciate. Quindi non è una nota d'orgoglio, non hanno salvato l'orgoglio. Ma sì, hanno salvato l'orgoglio, però poi alla fine ci hanno rimesso, quindi era meglio se lo facevano e facevano magari un altro tipo di protesta. Posso capire che magari è stato un qualcosa di negativo. Ho letto che la professoressa a quanto pare avesse dei trascorsi con i professori di quel liceo, quindi sì, sono finiti magari in un gioco politico, tra virgolette, però almeno io penso, ormai mi sento più vicino magari al genitore. Se fossi stato il genitore avrei detto lascia stare, guarda avanti, è finita. Dovrebbero esserci altri modi per mostrare, dovrebbero esserci procedimenti adatti per dimostrare che magari non sei stata trattata nel modo in cui avresti dovuto essere trattata, cioè non dovrebbero essere costrette a ricorrere a quei metodi. Ecco. Secondo me il loro coraggio è da premiare. Hanno fatto bene, l'avrei fatto anch'io fossi in loro. Non penso siano le uniche, però appunto io avrei provato a dimostrare appunto che erano valide, che si sbagliavano come professori. Potevano con l'orale confermare che erano preparate e farli vedere che avevano sbagliato loro e quindi confermarlo. Io non avrei scioperato, avrei fatto l'orale invece. Andiamo nel Bellunese, una notizia di poco fa. A Valle di Cadore una macchina perforatrice si è ribaltata a causa di un cedimento del terreno durante i lavori in un cantiere ANAS sulla statale 51 di Alemagna a Valle di Cadore. Nessun operaio né altre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente. Il fatto è avvenuto, preciso una nota dell'ANAS, mentre erano in corso le operazioni di posizionamento della macchina perforatrice per i pali, che sta ultimando le lavorazioni di realizzazione
costruzione delle opere di imbocco est della galleria di Valle di Cadore. Nessun ferito, ma invece è rimasta danneggiata la tettoia della scuola primaria di Valle di Cadore, già chiusa per fortuna per la pausa estiva. Siamo in grado di farvi vedere l'immagine del mezzo ribaltato a Valle di Cadore, un mezzo meccanico dei lavori sulla galleria est a Valle di Cadore. Questo dunque, questa notizia di stamane dal Bellunese. Noi torniamo a Treviso. Ieri c'è stata la denuncia di un agente della polizia penitenziaria che lamentava una situazione sempre più critica nel carcere minorile di Treviso, con sovraffollamento e sovraccarico di lavoro. Oggi è arrivata da Roma la notizia tanto attesa dall'8 luglio prossimo: 123 nuovi agenti, 52 donne e 70 uomini prenderanno servizio presso gli istituti per minorenni italiani. A Treviso ne arriveranno 5. Il nuovo contingente rappresenta un'ulteriore risposta alle richieste di personale da parte di un settore del sistema giustizia che per molti anni è stato abbandonato a se stesso, spiega il sottosegretario alla giustizia, senatore Andrea Ostellari. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento per la giustizia minorile, è al lavoro per superare progressivamente tutte le diverse criticità ereditate, migliorare la qualità del trattamento erogato nei confronti dei detenuti e assicurare maggiore sicurezza e dignità a chi presta servizio nei nostri istituti. Queste dunque le parole del sottosegretario Ostellari. Rimaniamo nella Marca, perché c'è stata un'operazione interforze a Mogliano, sgomberata la villetta di Via dei Mille lungo il Terraglio, controlli nei locali dell'ex Meridiana. Parliamo anche di una rissa avvenuta a inizio settimana, di cui appunto vi avevamo dato conto, una situazione che però è destinata a ripetersi. L'amaro commento dell'anziana che vive da anni quasi reclusa nella casa accanto. Sentiamo il servizio di Lucio Zanato. La casa è chiusa da tanti anni, io vivo qui da sola e ho avuto dei momenti di tanta paura. Vive da anni quasi da reclusa la signora Silvana, residente da sempre di fronte a questa palazzina di Via dei Mille lungo il Terraglio a Mogliano. Edificio sgomberato all'alba di oggi dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale. Una situazione difficile, divenuta insostenibile all'inizio della settimana, con risse tra stranieri e l'arresto di un 26enne e di un 46enne di origini tunesine. Oggi l'irruzione e il fermo di altri 2 uomini trovati all'interno dell'edificio, da tempo luogo di spaccio, così come all'ex Hotel Meridiana, altro luogo controllato oggi dalle forze dell'ordine. Oggi sono arrivati i carabinieri, 5 macchine di carabinieri, tutta la stradina piena, e dopo hanno invaso anche l'ex Meridiana. Fatti vedere anche là. Però c'è da aver paura. Tanta. Perché dopo tornano? Sì, tornano, e sempre di nuovi. Del resto il cancello della palazzina occupata ad oggi pomeriggio non era ancora chiuso, rendendo l'edificio facile ricovero per sbandati o peggio per spaccio di stupefacenti al riparo da sguardi indiscreti. Per questo la signora Silvana, che da anni la sera d'estate come in inverno si chiude in casa e dopo una certa ora non apre più a nessuno, chiede alle istituzioni che la situazione sia risolta una volta per tutte con il ripristino della legalità in questo tratto importante di Mogliano. Aspetta chi dorme e si batte per le ore. Sempre? Sempre, quando che mi non so mica. E da quanto tempo che convive con questa storia qua? 10-12 anni, e da sola, qua dentro. Questa dunque è la testimonianza della signora. Ci spostiamo nel Vicentino, rissa sull'autobus tra 4 donne, ma non è l'unico episodio con passeggeri molesti che creano problemi. Per questo il questore ha deciso di intervenire con decisione, aumentando i controlli a bordo delle corriere. Sentiamo. Violenza, intolleranza, inciviltà, maleducazione. A bordo degli autobus sono diversi i casi che vedono protagonisti viaggiatori molesti. Sì, c'era stata qualche segnalazione non solo dei cittadini ma anche dalla stessa azienda dei trasporti, che aveva segnalato comportamenti molesti da parte di soggetti soprattutto giovani.
Soprattutto sono i giovani a creare problemi a bordo delle corriere, ma non solo. Nelle ultime ore sulla linea che passa da Viale Verona a Vicenza, un controllore ha invitato più volte un ivoriano senza biglietto a scendere dall'autobus, ma quello si è rifiutato. È stata allertata la polizia che è intervenuta, ha verificato lo stato di ebbrezza alcolica dell'immigrato e lo ha sanzionato. Ma l'episodio più concitato è esploso in via Cavalieri di Vittorio Veneto per una lite scoppiata sull'autobus tra una donna italiana, una romena e due brasiliane. Tutto è iniziato perché una delle passeggere occupava inutilmente un posto a sedere con una borsa della spesa. Dopo uno scambio di battute le 4 donne hanno cominciato a picchiarsi, sono volati schiaffi in particolare tra 2 delle contendenti. La polizia è intervenuta a bordo separando le donne e identificandole. Nessuna al momento ha fatto denuncia, ma sono diversi gli episodi che vedono protagonisti passeggeri molesti a bordo delle corriere in tutta la provincia. Ecco perché il questore di Vicenza ha disposto con specifica ordinanza un'intensificazione dei controlli sui passeggeri dei mezzi pubblici per migliorare le condizioni di sicurezza. Si è ritenuto opportuno intensificare i controlli sui mezzi pubblici, l'attività proseguirà anche nelle settimane e nei mesi successivi e cercheremo di arginare eventuali episodi di violenza o di comunque intolleranza occorsi appunto durante qualche trasporto pubblico. Andiamo ora a dare uno sguardo al Corriere del Veneto, lavoro nero e caporalato. La CGA di Mestre in Veneto, un giro d'affari di 4,6 miliardi di euro l'anno. Il centro studi dice che la cifra è il 3,1% del valore aggiunto dell'economia in regione, il secondo più basso in Italia. Solo la Lombardia fa meglio nel Veneto, un terzo del nero prodotto al sud. Colf e badanti in regolari 4 su 6 e poi ancora la sanità, gastroenterite a Torri del Benaco, scorte di bottiglie, mezzo paese sta male. L'allarme norovirus, centinaia di malori e divieto di bere l'acqua del rubinetto, le voci della gente, la corsa in farmacia e dal medico, sono storie di appunto questi malori e poi ci sono anche i consigli. L'esperto dice che si tratta di una micropandemia e se il virus è nella falda si deve correre a risanare l'acquedotto. Ercole Concia, ex direttore della clinica di malattie infettive dell'azienda ospedaliera, dice che soprattutto serve cautela, ma di solito questo virus non dà sintomi gravi. Noi torniamo nel Bellunese. 2 malviventi, una bellunese e un siciliano, sono stati arrestati alla stazione di Belluno dagli uomini della polizia per aver sottratto decine di migliaia di euro a una donna approfittando del suo stato di fragilità emotiva. Entrambi sono accusati di circonvenzione di incapace in concorso. Abbiamo appunto arrestato questa coppia che aveva sostanzialmente creato una relazione tossica in qualche modo, che ha avvinghiato una vittima, una signora del Bellunese, vittima vulnerabile. Bellunese lei, siciliano lui, entrambi nullafacenti e con precedenti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, sono gli identikit della coppia di malfattori arrestati dagli agenti della sezione operativa della Polizia Cibernetica di Belluno. Entrambi sono accusati di circonvenzione di incapace. In sede di convalida della misura cautelare, il giudice ha loro imposto il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora in Veneto. Una storia di polizia giudiziaria dai contorni davvero malvagi. 2 affamati di denaro hanno individuato in una donna in stato di fragilità emotiva la preda da spennare. Nella errata convinzione che ci fosse un'amicizia stretta, continuava ovviamente a elargire somme di denaro a queste 2 persone, questo uomo e questa donna, a tal punto appunto che era riuscita a farsi accreditare richiedendo un prestito la somma di 22.000 euro sul conto corrente. Dilapidati i risparmi di una vita, la donna si è recata alle poste dove aveva il suo conto e ha acceso un mutuo. È stata proprio quest'ultima operazione
collaborazione fa scattare il campanello d'allarme all'ufficio postale, che ha segnalato posizioni incoerenti con la vittima. I dettagli delle indagini, illustrati dal vicequestore Michele Fioretto e da Gianluca Brancaleone della Pol Post di Belluno, sono stati illustrati questa mattina. I due Bonnie e Clyde nostrani sono stati individuati e nel corso della perquisizione nell'abitazione della vittima, che da mesi li ospitava, sono stati trovati denaro e un paio di biglietti ferroviari che hanno confermato il disegno criminale della coppia pronta a lasciare Belluno per raggiungere una località turistica della Sicilia. I due sono stati fermati proprio al binario della stazione ferroviaria del capoluogo. Preziosa la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, che ha permesso di far scattare gli accertamenti investigativi. La collaborazione fra Poste Italiane, istituti di credito e Polizia di Stato, in particolare la Polizia Postale, è fondamentale proprio in questi casi per far emergere queste situazioni di incoerenza economica, diciamo così, di situazioni personali di queste vittime vulnerabili, che poi non sarebbero riuscite, in questo caso non sarebbe riuscita a far fronte ovviamente al prestito richiesto. Nel veneziano e più precisamente a Mestre, consumo di droga, spaccio e degrado. I cittadini del quartiere Altobello hanno firmato una petizione contro questa situazione. Siringhe, droga, escrementi. L'altro giorno c'erano una valigia sicuramente rubata con tanta roba sparsa in giro, tanta sporcizia, insomma, trovare siringhe nel parco per esempio, eccetera, con tutti i bambini che vengono a giocare. La mia preoccupazione infatti soprattutto sono i piccoli. Droga, spaccio, furti, atti vandalici, risse e intimidazioni. Nel quartiere Altobello i residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità contro il degrado. La situazione ha spinto i cittadini a firmare una petizione e a inviare una lettera al sindaco e al prefetto, all'assessore al sociale, al questore e al comandante dei carabinieri, implorando un intervento immediato. Quando ho visto insomma alcuni giovani che si bucavano dietro la chiesa, per cui spargimento di sangue da tutte le parti, eccetera, e da lì è partito il tutto, no? Abbiamo pensato con l'amico Sergio di fare questa raccolta firme per sensibilizzare un po' la gente anche a impegnarsi un po' tutti, perché non è solo il parroco o una persona unica, cioè qui dobbiamo veramente creare un ambiente sereno dove tutti stanno bene. L'istanza denuncia è stata firmata da 853 persone. In aiuto ai cittadini del quartiere Altobello si è anche unita la comunità islamica. Voglio lavorare insieme, così migliorare questa zona. E abbiamo avuto subito l'adesione del gruppo degli islamici, di parte degli islamici, sulle quali stiamo lavorando per allargare il consenso non solo sul problema del degrado, ma sul problema della partecipazione alla soluzione dei problemi. Sì, anche io ho firmato, anche i miei amici, altri bengalesi, perché noi vogliamo questa zona, deve essere proprio buona come era prima. Non c'è tanti dispassatori, non c'è tanto drogati. I controlli sono aumentati, ma non devono diminuire o cessare, ci dicono. La petizione è il nostro grido d'allarme. La sorveglianza deve essere continua di giorno e di notte. Chiediamo anche l'installazione di telecamere e l'incremento dell'illuminazione pubblica per scongiurare furti e danneggiamenti nel quartiere, in particolare nelle aree Colbe, Nave, Canal Salso e nel Parco Madonna Pellegrina. Ora il nostro auspicio, ci dicono, è che le autorità agiscano in fretta per affrontare questa emergenza. Centinaia di persone ieri pomeriggio nella Basilica di Sant'Antonio a Padova per l'addio a Vera Slepoj, la psicoterapeuta morta improvvisamente a 70 anni una settimana fa. Una cascata di fiori colorati accompagna l'ultimo saluto a Vera Slepoj, la psicoterapeuta di grande fama scomparsa a Padova la notte tra il 20 e il 21 giugno a causa di un malore improvviso. I funerali nella Basilica di Sant'Antonio, assente la madre centenaria che non se l'è sentita di affrontare il doloroso viaggio da Portogruaro. La sorella Rosanna e il nipote sono stati circondati dall'affetto di molti amici e dalle istituzioni con cui Vera Slepoj aveva collaborato. Sei stata la pietra miliare della nostra famiglia, ha detto il nipote Federico salutando la madre
chiamata zia. Tra i primi ad arrivare in Basilica la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnata dal marito, grande amica della dottoressa Slepoi. Ludovica Casellati, la figlia, è stata l'ultima a vedere in vita la psicoterapeuta dopo averla accompagnata a casa la sera prima del decesso. Durante l'omelia il rettore della Basilica di Sant'Antonio ha ricordato le parole che Vera Slepoi usava a dire sul tema dell'amore, evocato dalla lettura di un passo del Vangelo quando Gesù incontra e cura il lebbroso. L'amore vero domanda fatica ed dedizione responsabile. Vera ha saputo e voluto prendersi a cuore la fatica degli altri per amore nella discrezione più totale, ha detto padre Ramina. Alle esequie hanno partecipato molti politici. Quando ero sindaco lei era assessore alla cultura e quindi devo dire che abbiamo collaborato insieme e abbiamo anche fatto tante cose belle. Proprio l'innovazione anche nel concetto del rapporto fra i giovani è stata lei una delle prime. Io ho perso un'amica e poi ho perso una persona importante. Mi chiamava Elenuccia e diceva: ma anche questa volta Elenuccia hai un po' esagerato, magari quando dicevo qualche cosa di un po' più forte. Però con quel garbo, con quell'eleganza che non era mai un richiamo, aveva proprio il piglio della psichiatra, no? Non metti in difficoltà la persona che hai davanti, ma cerchi di aiutarla. Questo è stato. Presente anche l'editore Urbano Cairo, per cui Slepoi scriveva. Lei era molto, aveva un grande intuito nel capire gli altri, una grande capacità di conoscere le persone, ovviamente di entrare in relazione e di capire. Poi una grande persona intuitiva. Roberto Limittone del Lions Club ricorda l'ultima serata con Vera Slepoi, che aveva partecipato ad una cena benefica del club prima di accusare il malore fatale. Era in forma, lucida come sempre. Abbiamo apprezzato molto il suo intervento, bello, parole profonde e ricche di contenuti. Stava bene, ha mangiato come noi, è stata assolutamente bene, poi alle 11 di sera è andata via. Sul fronte delle indagini, dopo l'autopsia, non sono ancora emersi nuovi elementi che possano associare il malore alle terapie al ginocchio che la dottoressa aveva da poco sostenuto. L'avvocato che tutela la famiglia risponde così. Quello che è stato fatto è stato richiesto dalla famiglia per fare luce e chiarezza sul decesso della Vera. Gli accertamenti hanno iniziato ieri, vedremo nei prossimi giorni, settimane, quali saranno gli esiti. Non si può escludere nulla allo Stato perché gli esami sono in corso. Cambiamo argomento e torniamo alla cronaca, andiamo a Venezia perché mentre si indaga per capire le cause dell'incendio che ha coinvolto 2 houseboat nell'isola di Murano, in molti dubitano dell'affidabilità dei motori elettrici. Sono stati attimi di paura, quelli vissuti qui sull'isola di Murano ieri sera poco dopo le 20:30, quando 2 imbarcazioni turistiche hanno preso fuoco a ridosso dei cantieri Scarpa. Due esplosioni, poi una densa colonna di fumo nero visibile da centinaia di metri di distanza e un odore acre diffuso in gran parte dell'isola, dove in zona Serenella le 2 houseboat elettriche lunghe circa 10 metri, dotate di letti, cucina e bagno, stavano andando a fuoco. Un'esplosione grande, la seconda non l'abbiamo sentita, ma la prima è stata grande e dà paura. Quando si vede fuoco, specialmente qui a Murano, si pensa al peggio. Una valvola, una fornace, qui vanno tutto a metano e sapete com'è. Se salta una, probabilmente può saltare una seconda, eccetera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con 2 imbarcazioni e 2 squadre che hanno domato le fiamme altissime e visibili anche da Venezia. Salvi i turisti tedeschi che in quel momento non erano a bordo. E mentre sono in corso le indagini per capire le cause, sono in molti a puntare il dito sull'elettrico. Può capitare sulle barche elettriche, a mio avviso non siamo pronti, che ne dicano. Dopo da vedere da dove è scaturito l'incendio. Fa impressione perché se c'erano invece 2 barche, ce n'erano magari 7-8, prendevano fuoco tutte e 7-8. Non so, forse sì, forse no, non lo so. Però quello che mi ha preoccupato era l'esplosione. Pare che sia stato dovuto a queste benedette cose elettriche. Forse non c'è ancora la tecnologia abbastanza avanzata, ma spesso succede che facciamo gli apprendisti stregoni e iniziamo a fare cose di cui poi non conosciamo i risultati. Non ci credo all'elettrico. Meglio il vecchio sistema a idrocarburi, a benzina, nafta, quelle cose là.
Sempre a Venezia, nell'ambito del potenziamento dei controlli estivi, la Polizia Ferroviaria ha denunciato nelle ultime 2 settimane una ventina di borseggiatrici originarie dell'Est Europa, sorprese nell'area della stazione nonostante il divieto di entrare nel territorio comunale. Le indagini hanno preso avvio dopo che una turista indiana si era presentata negli uffici della Polfer di Milano per denunciare il furto del proprio borsone avvenuto a Mestre. E dal primo weekend da bollino rosso stagionale questo ultimo fine settimana di giugno lungo le autostrade dell'Alto Adriatico. Lo annuncia la concessionaria che si attende nella sola giornata di oggi tra i 181.000 e i 189.000 transiti e domenica tra i 174.000 e 182.000 passaggi di mezzi lungo la rete di propria competenza. Saranno maggiormente le località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e le coste slovene e croate le destinazioni principali dei turisti. Si prevede nell'arco delle 24 ore di oggi il passaggio in uscita dall'autostrada di circa 27.000 mezzi a Latisana, 11.000 a Villesse e a San Donà. Per quanto riguarda le tratte si ipotizza traffico intenso nella mattinata lungo la A23 Udine Sud Palmanova e la A4 anche questo pomeriggio in direzione Trieste. Traffico sostenuto potrebbe verificarsi nella stessa giornata anche lungo la direttrice Trieste-Venezia e sulla A28 soprattutto nel pomeriggio e alla sera in direzione Portogruaro. Domenica 30 giugno, domani, si assisterà al solito traffico di esodo e rientro e ancora traffico sostenuto sulla A4 in entrambe le direzioni sulla A28 al mattino in direzione Portogruaro. Quindi questo quello che ci attenderà sulle strade dell'Alto Adriatico in questo weekend. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Torniamo tra poco. Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Rimaniamo a Venezia perché il panettiere di Zianiago, Enrico Basso, ha deciso a 82 anni e 70 anni di attività alle spalle di chiudere il suo negozio storico. Sentiamo. Me l'ha data il sindaco stamattina, dopo 70 anni di lavoro, me la sono meritata, si vede, capito? Guarda. Enrico Basso ha dedicato ben 70 anni alla sua passione, la panificazione. Il profumo del pane appena sfornato ha cominciato a odorarlo quando aveva appena 12 anni. Dopo tanta esperienza ed aver compiuto 82 anni, il signor Basso ha deciso di chiudere le porte del suo laboratorio e negozio a Zianigo di Milano. Una decisione sofferta per un uomo che ha amato molto il suo lavoro. Mi sembra andare in ferie, non sono convinto. Fin da piccolo Enrico si alzava ogni notte per impastare, cuocere e servire il pane fresco. Tanti suoi clienti cosa le dicono sapendo di questa imminente chiusura? Veramente, per essere sincero, tanti si sono arrabbiati, ma veramente, ma come chiudi? Dovevo stare qua ancora fino a che Cristo mi chiamava. Nel laboratorio le sue mani esperte modellavano la farina trasformandola in pagnotte fragranti e croccanti. La soddisfazione vedere della farina è il risultato del pane, non senti neanche la fatica. Farina bianca, vedi che croccante, vedi che bello, e sa, senti che profumo che sa. Enrico era anche un maestro nell'arte di creare dolci tradizionali, torte e biscotti e le focacce. Venivano da Chioggia, da Verona, facevano un viaggio per 3 o 4, 10 famiglie, ne prendevano 30, 50, 20, dipende. I tempi stanno cambiando, il pane non è più amato come una volta, ci dice con un velo di tristezza. Vanno ai supermercati, si prendono quello che vedono, non apprezzano il pane. Si perde anche questa tradizione. Ma naturalmente dopo i supermercati hanno rovinato tutto. Arriva pane dalla Romania, dall'Ungheria. Pane surgelato con farine e lieviti di scarsa qualità. Questo qua, vedi, lo puoi mangiare anche dopo 3-4 giorni. Ci vuole tempo per far pane. Io faccio ancora lieviti di 70 ore, di 50 ore. Pane buono che dura anche giorni, ci si augura che un nuovo acquirente possa comprare l'attività che Enrico ha seguito con tanta dedizione. I figli Andrea e Stefano, diventati pasticceri grazie al padre, hanno aperto altre attività a Zianigo e Milano. È stata una decisione non facile. Comunque speriamo nel futuro trovare qualcuno che si prenda. Siamo in trattative però.
Lei però non è ancora stanco di lavorare. Non sono convinto di essere stanco. L'eredità di Enrico Basso rimarrà viva nei ricordi dei clienti e nella tradizione che ha contribuito a preservare grazie anche al sostegno della moglie Daniela. Saluti a tutti quanti, anche di Antena 3. Ciao, arrivederci. Auguri a tutti. Ciao, ciao. È trevigiano l'assessore più giovane d'Italia, a soli 19 anni, assessore alla cultura, sport, politiche giovanili e turismo. Andiamo a conoscere Riccardo Vendramini. Prende posto in sala consigliare. Qui la carriera di Riccardo Vendramini, 19 anni, fresco di maturità, neoeletto assessore a Mansuè, inizia nel 2014 con l'elezione a sindaco dei ragazzi. Giovanissimo ma appassionato da sempre alla politica, nonostante non sia un figlio d'arte. L'ho sempre avuta, ma sicuramente in modo preponderante in seconda media quando mi sono candidato al consiglio degli studenti e ho vinto e, scherzando ma non troppo, ho detto che nel 2024 mi sarei candidato a sindaco di Mansuè. Quando qualche anno fa cadde un governo, io ero in Croazia in spiaggia, ho preso lettino, asciugamani e sono salito in appartamento a guardarmi tutta la live del Parlamento. Cosa fare per migliorare la nostra condizione e quella del mondo? Ecco perché, ci racconta, mi interessa la politica. Parole che squarciano il buio di una narrazione, quella del mondo giovanile, sempre più appesantita dalle cronache. Appassionato di basket, batterista per diletto e studente modello. Hai una tessera di partito con te? Attualmente no e sono stato contento che la lista Leono sia civica perché lavoreremo per il paese, per i cittadini di Mansuè, non per altro. 87 preferenze prese, come dice lui, battendo casa per casa. Tra i suoi obiettivi, restituire ai giovani e ai meno giovani un luogo di incontro e socializzazione. Faremo questa casa del cittadino e delle associazioni in cui le associazioni appunto di Mansuè avranno più spazio per loro, per gestirsi lo spazio come vogliono, e del cittadino perché spero e mi auspico che questo posto sia un luogo di aggregazione, di incontro. A volerlo fortemente accanto a sé è stato il sindaco Leonio Milanna al suo secondo mandato, che lo accompagnerà in questa avventura. Come lui intende accompagnare i suoi coetanei nell'avvicinarsi alla cosa pubblica per imparare, perché no, ad averne ancora più cura. Quello che decide la politica ricade nelle sue teste alla fine e proverò a farlo cercando di farli partecipare appunto anche con questa carta del cittadino, con questi eventi, perché credo che se un ragazzo si mette a spendersi personalmente per qualcosa poi non va a rovinarla. Torniamo in studio perché abbiamo visto l'assessore più giovane d'Italia e se di giovani parliamo c'è accanto a me Leonardo Turcatto, 25 anni, allenatore di Wheelchair Alligators, sì. Il basket in carrozzina in un paesino, Salgareda, di poche migliaia di abitanti, però che ha, vedo una coppa accanto a te, un riconoscimento, ha ottenuto un riconoscimento importante pochi giorni fa. Assolutamente, l'abbiamo ottenuta la settimana scorsa che abbiamo partecipato alle finali nazionali e siamo arrivati al terzo posto. È stata una bellissima esperienza e, insomma, è una squadra che è appena nata, giochiamo a pallacanestro in carrozzina e appunto è nata a Salgareda, che è un paesino molto piccolo, e siamo l'unica squadra in provincia di Treviso che è iscritta a questo campionato. Vedo, scusami se ti interrompo, vedo già collegato anche il vice allenatore e cofondatore della squadra, Gianluca Cappellazzo. Buongiorno, eccoci. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Leonardo, ciao, scusami. Sì, Gianluca è il mio vice allenatore e è stato anche uno dei fondatori, ha avuto questa idea del creare appunto a Salgareda insieme a Valerio Dalben, che purtroppo è stato male, lo salutiamo. E lo aspettiamo qui in studio. Insieme a Gianluca appunto hanno avuto questa bellissima idea di creare questa squadra e, insomma siamo giovanissimi, siamo nati solo l'anno scorso e da qui abbiamo iniziato e è partita un po' come una scommessa, no Gianluca? Sì, diciamo l'idea è nata da me e da Valerio circa un anno e mezzo fa, abbiamo partecipato, io e Valerio giochiamo facciamo il campionato di Serie B nazionale con Gavisca e abbiamo partecipato ad una amichevole al palazzetto di Salgareda e da lì abbiamo, come dire, colto la sensibilità che c'era nella polisportiva, nella persona di Michele Cescon e di Massimo Bellinaso verso il mondo paralimpico e da lì ci siamo guardati intorno, abbiamo capito che c'era terreno fertile e che potevamo, come dire, far nascere questa squadra nuova.
Una squadra composta da persone di maschi e femmine di qualsiasi età. Sì, assolutamente. Sì, allora, pari tu, Leonardo? Vai Gian, vai. Sì, allora, principalmente ci sono 4 persone di Salgareda intanto, quindi un paese piccolo ma che ha 4 atleti paralimpici e poi una squadra appunto mista perché comunque c'è la possibilità di giocare donne e uomini insieme perché appunto non ci sono i numeri per fare un campionato femminile. Quindi è una cosa bellissima secondo me perché appunto è uno sport che mira all'inclusione, secondo me è la cosa più importante di tutte, cercare di includere più persone possibili e renderle partecipi di questo bellissimo sport che pratichiamo. Infatti i nostri compagni di squadra partono dai 14 ai quasi 60 anni, quindi sì, diciamo che siamo eterogenei assolutamente e appunto è una cosa veramente secondo me importantissima questo perché dai la possibilità a tante persone di approcciarsi a questo sport e dai una possibilità alle persone che magari spesso sono chiuse in casa o comunque che tendono a spostarsi un po' più difficilmente da casa loro nell'approcciarsi a un mondo nuovo che è come quello, sì, in questo caso dello sport, che è il basket in carrozzina, quindi credo sia una bellissima possibilità che diamo. Gianluca parlava di Salgareda, ma sì, il nostro invito è esteso un po' a tutte le persone che magari vogliono provare a partecipare a questo sport. Noi stiamo vedendo le immagini dei vostri allenamenti e delle vostre partite, quindi insomma è una squadra che è nata un po' per gioco, giusto? Perché sì, certo. Ci sono 2 campionati, mi spiegavate, certo, di molto infatti, diversi. Voi siete WISP, che cosa significa? Assolutamente, noi siamo WISP perché a differenza del campionato nazionale di pallacanestro come la Serie A e la Serie B, diamo la possibilità anche alle persone che hanno una disabilità un po' più importante o comunque non riescono anche a fare anche solo un tiro a canestro di poter essere parte integrante della squadra. La cosa bellissima è che appunto le persone che hanno comunque anche difficoltà anche solo a muovere la carrozzina sono parte integrante della nostra squadra. Infatti se vedete dalle immagini spesso dietro le carrozzine ci sono delle fasce, infatti ognuno di noi è catalogato con una fascia diversa. Alcune fasce, io per esempio che sono normodotato e quindi non ho una disabilità a livello fisico, sono considerato un grigio, quindi quando per esempio faccio canestro io vale solamente un punto, ma per esempio i rossi, che sono delle persone che appunto sono catalogate con questa fascia dietro la loro carrozzina, che hanno un po' più di difficoltà a magari anche solo arrivare a fare un tiro a canestro, per loro anche solo ricevere un passaggio all'interno dell'area costituisce il fare 2 punti e questo fa capire che il gioco si amplia in maniera assolutamente più vasta perché cambiano le dinamiche e cambia anche il modo in cui giochi. Infatti, per esempio, uno dei nostri giocatori è stato premiato come miglior rosso, che è appunto una categoria del campionato. È la categoria che si riferisce a una disabilità importante. Esatto. Ci sono vari tipi di disabilità e sono appunto catalogate con queste fasce. Il rosso sono le persone che hanno una disabilità un po' più importante rispetto al resto. Poi ci sono gli arancioni, che sono magari persone che hanno avuto una paralisi che magari va dal petto in giù più o meno e sono appunto considerati gli arancioni e a loro per esempio anche solo il fare un canestro, come normalmente dovrebbe valere 2 punti, per loro vale per esempio 3 punti. Poi ci sono i gialli, i verdi, diciamo che è molto inclusivo, tende a dare la possibilità a chiunque di far parte
della squadra e giocare a questo sport. E infatti la prossima domanda che ti avrei fatto, Leonardo, è allenare una squadra di basket da seduti, perché mi dici che non si dice basket in carrozzina, giusto? Certo. Basket da seduti, da normodotato. Tu hai sempre giocato a basket con squadre normali e ora allenare una squadra invece di basket da seduti, come sono le dinamiche? Poi passo a Gianluca. Sì, io ho sempre giocato a pallacanestro fin da quando ero bambino, e gli ultimi anni sono stato anche istruttore di mini basket, e appena appunto mi è stata fatta questa proposta ho accettato subito, perché comunque è un mondo che mi ha sempre incuriosito e affascinato, e è tutta un'altra esperienza, è un modo di giocare completamente diverso, dal tiro al passaggio al movimento. Infatti le prime volte, perché io oltre a allenare gioco anche insieme a loro, ho avuto, sì, non nascondo di aver avuto molte difficoltà anche solo a padroneggiare la carrozzina, perché appunto non la usavo mai. E quindi sì, hai un approccio che è completamente diverso e devi quasi ricominciare da zero, ovvero imparare a muoverti, imparare a tirare, imparare a passare la palla, e io lo trovo estremamente affascinante. È una cosa, per quanto mi riguarda, ma ovviamente sono un allenatore, bellissima. È così, Gianluca Capellazzo? Concordo assolutamente con quello che ha detto Leonardo, e mi ricollego appunto alle sue parole quando lui parlava di inclusività, anche in senso più ampio, perché appunto Leonardo è una persona normodotata, non ha nessun tipo di disabilità e può giocare anche lui da seduto. Quindi questo, come dire, il campionato WISP abbraccia sia i normodotati che le persone con disabilità minima, ma anche le persone con disabilità un po' più grave. E questo è appunto il bello di questo campionato. Io, giocando anche nel campionato nazionale, ho apprezzato appunto questa ricerca, anche nell'andare in cerca degli atleti con disabilità più grave. Raccontaci la tua esperienza, Gianluca, in questo campionato. Allora, io oramai ho 50 anni, quindi sono, come dire, al termine della mia carriera sportiva, anche se mi considero un trentenne dentro. È stato molto bello, ho ritrovato molti amici, perché alcune delle persone che fanno parte di questa squadra erano dei miei vecchi amici, oltre che vecchi atleti con i quali avevo già giocato. Ho conosciuto delle nuove persone, tra le quali Leonardo, una persona che apprezzo moltissimo, perché ha avuto una visione molto ampia, perché voglio dire, non è una cosa facile da una persona normodotata sedersi in una carrozzina e avere la voglia che ha avuto lui di imparare e di insegnarci. Facciamo una riflessione al di là della difficoltà che può esistere nel muoversi in carrozzina in un campo da basket, anche quanto siano importanti questi presidi medici che mi raccontavate fuori microfono, sono molto molto costosi. Certo, sì, non è uno sport credo sicuramente economico, anche perché parliamo anche solo il costo di una carrozzina. Di solito varia tra i 2.000, ma ci sono anche carrozzine, per dirvi, da 10.000 euro, quindi sì, diciamo che non è uno sport assolutamente economico, anche perché succede magari ad allenamento che possa scoppiare qualche gomma, qualche camera d'aria, o comunque si rompa qualche perno, devi spesso cambiare le ruote, devi gonfiarle, devi avere sempre una cassetta degli attrezzi da portarsi appresso. Mi raccontavate che sono carrozzine fatte su misura, che si basano sul peso. Sì, ogni carrozzina è tarata in base all'atleta. Poi è ovvio che una delle difficoltà principali che abbiamo noi è riuscire anche a acquistare o comunque reperire carrozzine, perché appunto, come dicevo prima, non sono dei costi facilmente accessibili, quindi diciamo che per fortuna alcuni dei nostri giocatori erano già atleti, come diceva Gianluca, quindi si sono portati dietro loro le carrozzine e ci hanno aiutato tanto. Infatti all'inizio dell'anno siamo partiti che eravamo solo in 6 e pian piano, anche con l'aiuto sicuramente della polisportiva, del comune e di varie associazioni, siamo riusciti a raggiungere i 12-13 atleti, e è stato un risultato straordinario, soprattutto per il paese che siamo e per la piccola realtà che rappresentiamo.
diventato un po' il fulcro del basket inclusivo. Gianluca, però torniamo alla coppa di partenza. Come siete arrivati a questo campionato che si è fatto a Cesenatico qualche settimana fa? Allora, è stato un cammino impegnativo. Come diceva Leonardo, abbiamo cominciato a settembre dell'anno scorso a fare i primi allenamenti e appunto, come ricordava lui, eravamo in 6 con 5 o 4 carrozzine, adesso non mi ricordo, quindi succedeva che a metà allenamento magari io passavo la mia carrozzina al mio compagno che era fermo nel frattempo, appunto per poter dare la possibilità a tutti di allenarsi. Con il tempo abbiamo reclutato dei nuovi atleti, è stato un cammino impegnativo, abbiamo sofferto, siamo arrivati secondi nel girone, diciamo, di qualificazione e poi, diciamo, alle finali abbiamo avuto, come dire, un exploit nella prima partita battendo una squadra molto forte che era Pegli e siamo arrivati in semifinale con il vento in poppa e l'entusiasmo alle stelle. Lì purtroppo ci siamo, come dire, imbattuti in una squadra probabilmente più esperta e più forte anche di noi e abbiamo dovuto accontentarci della coppa, della medaglia di bronzo e del terzo posto. Ma è stato, io alla fine mi sono commosso, l'ho detto a qualcuno, ma al termine del fischio della finale per il terzo posto mi sono veramente commosso, perché pensando appunto alla fatica e all'impegno e a tutto quello che abbiamo messo da qui a settembre, che è stato molto, diciamo che poi insomma la commozione è stata enorme e la gioia anche di più. Lo sforzo, la gioia sono tutti sentimenti che hanno creato anche più unione nella squadra, immagino, Certo. E anche voglia di partecipazione. Assolutamente, infatti è un po' difficile secondo me chiamarla squadra perché con il passare del tempo siamo diventati quasi come una famiglia. Il gruppo che abbiamo è un gruppo bellissimo e una cosa che mi ha colpito tanto è stata anche la partecipazione da parte delle persone alle nostre partite, alle nostre trasferte. Infatti, come diceva Gianluca, alla fine dell'ultima partita alcuni dei nostri accompagnatori o dei nostri tifosi che sono venuti si sono commossi, è stata una cosa che mi ha veramente riempito di gioia e sì, credo sia una cosa anche molto, molto rara che ci sia questa sensibilità e questo apprezzamento anche per sport che non sono così tanto conosciuti come questo, ma fa capire anche quanto le persone magari siano anche coinvolte non solo a livello fisico ma anche emotivo e quanto siano legati a questa squadra. Poi tra i compagni è sempre bellissimo, infatti alla fine di ogni allenamento finiamo alle 11 di fare allenamento e torniamo a casa all'1 perché ci fermiamo magari a mangiare, a bere insieme, quindi bellissimo, veramente bellissimo. È anche un modo per uscire magari dalla propria zona di comfort, per trovarne in realtà un'altra che però ti apre porte. Immagino Certo. una persona con disabilità e anche magari un invito ai ragazzi e le ragazze in queste condizioni a far capire che insomma la vita non finisce anche se si può avere un inciampo nella vita. Assolutamente, per le persone che ci stanno guardando, se ci state guardando, conoscete qualcuno che fa parte di questa realtà, sappiate che ci sono squadre come le nostre che vi aspettano, non vedono l'ora di vedervi giocare insieme a noi o venite anche solo a vedere cosa facciamo. È sempre un invito al far parte di questa comunità, perché non è una squadra, è quasi una famiglia, è un insieme di bellissime persone che, ve lo garantisco io, appena vi vedono vi abbracciano, vi raccontano di tutto e di più. Sono veramente delle persone straordinarie, hanno una forza di volontà unica e vi aspettiamo assolutamente. Venite a vederci o a trovarci o a giocare. Gianluca, concordi anche tu su questo? Concordo, condivido, il mondo dello sport è fondamentale, sport in senso ampio, nello sport paralimpico ancora di più, perché voglio dire i momenti di condivisione, anche di parlare dei nostri problemi sono nella nostra vita quotidiana sono talmente pochi. In squadra abbiamo la possibilità di condividere, di parlare, di affrontare anche i problemi
e affrontarli, come dire, con degli amici e con una squadra alle spalle, dal mio punto di vista è più facile che non provare a farlo da soli, ecco. Questo è il messaggio che quello che io ho ricevuto da questo sport e quello che voglio condividere con tutti quelli che ci ascoltano. Però al di là di questo c'è anche il gioco, la competizione. Terzi classificati, campionato nazionale, eravate contro squadre regionali o di città importanti? Assolutamente, infatti tra le squadre che sono finite alle finali nazionali, che erano queste 8, c'erano squadre come il Lazio Basket, che è la squadra alla fine che abbiamo battuto per il terzo posto, o appunto il Pegli, che è la squadra di Genova, o c'era Torino, c'era Rieti. Diciamo che è molto strano, fa quasi impressione vedere un paesino come appunto Salgareda, in provincia di Treviso, potersi confrontare con realtà così grandi e così importanti, perché sono squadre molto, molto riconosciute e molto famose anche appunto a livello nazionale. Gianluca, il prossimo anno allora primi? Il prossimo anno si punta perlomeno alla finale, poi sì. Non posso dire se arriviamo primi o secondi, ma dobbiamo migliorarci, quindi almeno la finale. Almeno è andata via la voce? Almeno la finale. Sì, assolutamente. Però dai, insomma, competizione, certo, voglia di giocare ce n'è. Non manca assolutamente. Quindi invitiamo anche chi vuole ad andare a vedere queste partite, perché insomma lo sport unisce, lo sport include. Noi siamo arrivati quasi al termine di questa prima edizione. Ringrazio i miei ospiti, Gianluca Cappellazzo, co-allenatore, vice allenatore della Welchel Salgators, e accanto a me Leonardo Turcato, allenatore. Grazie a voi. Grazie. A me non resta che ricordarvi che dopo di noi andrà in onda la puntata di agricoltura, poi Cook Academy, e a partire dalle 14:30 il film Elsa e Fred, un genere, la commedia, un film del 2014. Grazie per essere stati con noi in questa prima edizione, vi auguro buona serata e vi do appuntamento ai telegiornali della sera. Arrivederci.